Vanessa Ballan, Riese X, condannato all'ergastolo il killer Bujar Fandai. Per lui la procura di Treviso aveva chiesto 28 anni di reclusione. Le grida liberatorie della madre della vittima. Già allontanato dall'ex compagna su dispositivo del giudice, un 49enne violento si è ripresentato da lei a Salzano. Con una scusella riempita di botte è stato portato in carcere. Ancora cause risse nella notte bassanese, un residente ha ripreso 2 uomini che litigano a colpi di bottiglie e ombrelli, spunta anche un fumogeno acceso. L'antitrust ha messo la lente sugli ski pass, prezzo e canali di vendita e ha avviato un'istruttoria nei confronti di Dolomiti Super Ski per una presunta intesa contro la concorrenza. La statale 51 di Alemagna è finalmente transitabile dalle 13 di oggi, rimosso il divieto di transito a causa frana a Dogana Vecchia. La circolazione è ripresa regolarmente pur con le limitazioni di orario. Elezioni regionali è attesa a ore l'ufficialità della candidatura a presidente del Veneto per la coalizione di centrosinistra dell'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo. Il giorno dopo lo sgombero degli attivisti Notav dall'ingresso del Bosco Calte ai ferrovieri, la ditta incaricata dei lavori oggi ha cementato la strada del cantiere protetta dalle forze dell'ordine. Riparte da sabato Disco Bus, servizio di navetta gratuito rivolto a ragazzi e in generale a chi frequenta le discoteche di Jesolo. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In apertura, lo avete sentito, c'è sicuramente la sentenza riguardo all'omicidio di Vanessa Ballan, sentenza che vi facciamo ascoltare in questo servizio, la ricostruzione poi di Cristian Arboit. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Treviso dichiara Fandai Bujar responsabile dei reati prescritti, condanna il nominato imputato alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante il periodo di custodia cautelare in carcere. Sono le frasi di mamma Roberta rivolta al killer della figlia a tagliare il silenzio calato dopo la pronuncia della Corte d'Assise di Treviso. Per il 41enne kosovaro Bujar Fandai il massimo dunque della pena. Lo stesso pubblico ministero aveva chiesto 28 anni di carcere. Era il 19 dicembre del 2023 quando l'uomo si introdusse nell'abitazione a Riese X di Vanessa Ballan, all'epoca 26enne e incinta del secondo figlio, uccidendola a coltellate. Premeditazione, revenge porn, porto abusivo d'armi, solo alcune delle aggravanti contestate e che sicuramente hanno pesato nella condanna all'ergastolo, anche se bisognerà attendere le motivazioni. Non ci aspettavamo nulla di diverso, francamente, però del pari dobbiamo dire, l'avvocata Baggio ed io, che in un caso come questo non ci sono mai vincitori. Abbiamo un imputato che ha perso la libertà, abbiamo una famiglia che ha perso una madre, una figlia, una compagna, una sorella. Abbiamo una giovane donna che ha perso la vita. Io credo che la pronuncia di una Corte d'Assise nell'ambito di un processo che certamente ha dimostrato la giustezza che i processi debbono dimostrare, ecco, credo che in questo contesto la giustizia derivante da un giusto processo e quindi da una giusta sentenza ci sia stata. L'abbraccio dei genitori di Vanessa con i legali è stato liberatorio, più volte è riecheggiata la parola giustizia, con loro anche il compagno di Vanessa e il fratello Nicola, e lui l'unico a trovare la forza di un commento. Giustizia, la giustizia diciamo di sì, ma ciò che voglio sostenere è la brutalità con quanto tutto questo è successo, ed è quello che dobbiamo pensare e portare tutto a livello molto più umano. Così dunque dal Tribunale di Treviso questo pomeriggio, sentenza che era attesa per la mattinata e udienza invece che è stata spostata alle 15 di oggi. Per noi lì il nostro Cristian Arboit. E ieri invece a Ring un'intervista esclusiva, quella Franco Battaggia, lo ricorderete il caso di Anica Panfile, vediamo quanto ha detto, soprattutto il fatto che ha ribadito quanto la libertà sia la libertà, la vita in libertà sia qualcosa che non ha prezzo. Come sta? Adesso bene. La libertà non ha prezzo. Non ha prezzo.
La libertà non ha prezzo, dice Franco Battaglia, scarcerato dopo l'assoluzione dall'accusa di omicidio di Anica Panfile, la 31enne trovata morta nel Piave a Spresiano. Nell'intervista esclusiva rilasciata a Ferdinando Avarino a Ring, i mesi delle indagini, l'arresto, la detenzione, 535 giorni per poi essere riconosciuto non colpevole. A 80 anni, dice, si soffre di più. Che rapporto c'era tra voi? Un rapporto di lavoro umano. Un rapporto di lavoro, faceva il suo lavoro in pescheria, il suo lavoro in pescheria da me, assieme a altre 7-8 persone, era considerata tanto sul lavoro, percepiva il giusto, sicuramente i soldi non gli bastavano mai. Sempre l'ho aiutata. Che movente potrei aver avuto io contro una persona che lavorava da me ed eravamo contenti di lei. L'uccisione di Anica, un fatto che non sa spiegarsi. Non ho mai creduto che una persona potesse fargli del male se non all'infuori di suo marito, che aveva il terrore, conosceva la vita. Pertanto io credevo che fosse morta più di, non so, un attacco al cuore, tanto è stato accertato che per le sostanze... il 50% di probabilità era che sia morta di overdose. Non sapevo dell'uso di sostanze stupefacenti da parte di Anica, continua Battaglia, convinto, come il suo difensore, l'avvocato Fabio Crea, che a ucciderla e a gettare il corpo nel Piave siano state più persone. Mi pare evidente che se c'è stato una morte per soffocamento e nella dinamica un afferramento dei polsi, vedo difficile che sia stato un unico esecutore. Parla del suo passato, il carcere per omicidio, quel reato lo ammette senza esitazioni. Legami solo di conoscenza, non di partecipazione alle loro azioni con la mala del Brenta. Che abbia conosciuto qualcuno che facesse parte di questa organizzazione, lei, che era Di Maniero, sì, lei sicuramente ha conosciuto qualcuno. Ho conosciuto qualcuno. Ma non ha lavorato con queste persone? No, ma io ho lavorato in pescheria. No, vabbè, ho capito. E Di Felice Maniero dice: non lo conosco, non l'ho mai conosciuto. È chiaro che non ho parlato bene, perché uno che fa la spia, dopo una mente criminale come la sua, nessuno ha ombra di dubbio, ma a fare incarcerare i suoi amici. Un'inchiesta, quella sull'omicidio del Piave, su cui c'è ancora da lavorare, da scavare, la pista albanese, le minacce ad Anica, ma in mezzo c'è finito Battaglia con alle spalle un passato burrascoso. Era meglio che la colpa cadesse su Battaglia che su altri? E dunque, per non alcuni so se era meglio, era più facile. Era più facile. Siamo ancora alla cronaca, era già stato allontanato dall'ex compagno un 49enne violento, è andato da lei con una scusa e l'ha picchiata, è stato portato in carcere. Doveva stare lontano dall'ex compagna e dal comune di Salzano dove lei vive, ma così non è stato. Dopo l'intervento dei carabinieri lo scorso aprile e il conseguente divieto di avvicinamento dal Tribunale di Venezia per le violenze tra le mura domestiche, un 49enne senza fissa dimora è tornato col pretesto di prendere alcuni vestiti che aveva lasciato a casa della donna. Ma una volta lì ha iniziato a insultarla, aggredirla e picchiarla. Scattato l'allert e soccorsa la vittima, i carabinieri di Noale sono partiti alla ricerca del 49enne, rintracciandolo infine a Chioggia, dove è stato preso e portato in carcere in aggravamento delle misure di allontanamento. Alla luce di quanto accaduto, il giudice ha disposto una misura cautelare in carcere per prevenire altre aggressioni nei confronti della donna. Siamo nel Bassanese, un residente ha ripreso due uomini che litigavano e si picchiavano a colpi di bottiglie e ombrelli, è anche spuntato un fumogeno che è stato acceso. Prima il tira e molla con il bidone del vetro, poi la lotta a colpi di bottiglia e ombrello e alla fine spunta pure un fumogeno. Accade anche questo nella notte bassanese, animata da un violento alterco fra due uomini che ha tirato giù dal letto parecchi residenti del centro storico. Il parapiglia è andato in scena in via Verci nella notte fra lunedì e martedì, in un orario in cui in teoria ci dovrebbe essere ancora parecchia gente in giro nel salotto buono cittadino.
L'orario segnato nel video che sta facendo il giro del web colloca la vicenda poco prima di mezzanotte, quando due individui iniziano a menarsi. Uno di due ha una bottiglia in mano, l'altro semplicemente un ombrello. Quest'ultimo intima al suo avversario di andarsene a casa. Prendi me a casa. Che? Fermi. Vai a casa, vai tu. Alla fine i due sembrano abbandonare l'arena, ma il rumore di una bottiglia rotta alza di nuovo la tensione e quando quello che sembra più giovane monta sul monopattino per seguire l'avversario, i ruoli si ribaltano. All'improvviso la follia. Non si sa neanche come e da dove, ma spunta un fumogeno rosso con il quale il giovane va a picchiare per ben 2 volte contro l'ombrello dell'altro, protagonista di questa incredibile scena, prima di darsi alla fuga. Nessuno sa come sia andata a finire, ma quello che emerge dal video è che di notte il centro di Bassano è terra di nessuno, terra di risse, terra di scontri, di urla, di fumogeni usati come manganelli. E chi vive in questa terra di nessuno non è affatto contento di tutto ciò. Ancora alla cronaca, un ladro ruba un cellulare in via Piave a Mestre, poi si precipita dal barbiere per cambiare il look e non essere riconosciuto, a incastrarlo le immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio. Ecco il video che immortale incastra il ladro, nemmeno trentenne di nazionalità nordafricana, con i dreadlock raccolti in cima alla testa mentre ruba un cellulare al negozio di elettronica e riparazioni Tian Tian in via Piave a Mestre. Ladro che poi, dopo il furto, si è presentato dal vicino barbiere per tagliare i rasta, nell'inutile speranza che con il nuovo taglio e look nessuno lo riconoscesse. Così non è stato, visto che il ladro è molto conosciuto sia dai residenti che dagli uomini delle forze dell'ordine che l'hanno tratto in arresto. Il ladro, oramai ex rasta, pare sia un senza fissa dimora e nulla facente. Da tempo bazzica intorno alla zona, specie lungo i giardinetti vicini alla stazione e spesso insieme ad una ragazza del posto di bassa statura. Qui è conosciuto da tutti, anche dalle pattuglie delle forze dell'ordine che monitorano questa fragilissima dal punto di vista della sicurezza zona della città e ostaggio di criminali sbandati e persone con problemi di tossicodipendenza, come l'africano incastrato dalle immagini della videocamera del negozio depredato del telefono cellulare. Così insomma a Mestre, mentre andiamo a Belluno perché l'antitrust ha messo la lente sugli ski pass, prezzo e canali di vendita e ha avviato un'istruttoria nei confronti del Dolomiti Superski per presunta intesa contro la concorrenza. Sono 12 consorzi di zona aderenti al Dolomiti Superski e tra questi per la provincia di Belluno ci sono il consorzio Impianti Afune di Cortina San Vito, Auronzo, Misurina, il consorzio Civetta e il consorzio Araba Marmolada. Ieri i funzionali dell'autorità con l'ausilio del nucleo speciale antitrust della Guardia di Finanza hanno svolto ispezioni nelle sedi del Dolomiti Superski e dei consorzi di zona che vi aderiscono. E rimaniamo nel bellunese perché la statale 51 di Alemagna è finalmente transitabile dalle 13 di oggi. Rimosso il divieto di transito a causa frana a Dogana Vecchia, la circolazione dunque è ripresa regolarmente pur con delle limitazioni di orari. È finito l'incubo sulla 51 di Alemagna, alle 13 sono stati rimossi i divieti di transito a Dogana Vecchia tra San Vito di Cadore e Cortina d'Ampezzo. Dopo quasi 10 giorni si circola normalmente in orario diurno fra le 7 e le 20 con chiusura nella fascia notturna. Vigilanza a vista e chiusura nel caso di precipitazioni intense o di movimento di detriti. La provincia ha installato i pluviometri collegati a semafori e il rosso scatterà per pericolo imminente. Un sistema che replica in tutto e per tutto l'esperienza sulla 51 ma a Vittorio Veneto. Nelle prossime ore gli orari delle corriere in questi giorni deviate in Val d'Ansiei verranno adeguate agli orari di apertura della strada, ma già fanno discutere i lavoratori delle attività ricettive che iniziano i propri turni prima delle 7 del mattino e certamente concludono la giornata dopo le 20. Confcommercio ha incontrato il prefetto di Belluno per segnalare difficoltà e istanze delle imprese connesse alla gestione della frana. Il confronto ha considerato possibili soluzioni di viabilità alternativa anche nel medio termine
termine, come abbiamo anticipato nel nostro telegiornale, per evitare il ricorso a chiusure a singhiozzo della Lemagna. Sul fronte dell'emergenza, la provincia, con un'ultima variazione di bilancio, ha destinato altri 700.000 euro agli interventi urgenti, portando il totale degli stanziamenti a 2 milioni di euro. Ma non bastano. Il mio è un grido d'aiuto, ma soprattutto è quella che è la constatazione della realtà. Ma i fronti sono tanti e le risorse che servono anche tante. Quindi noi abbiamo bisogno veramente di un aiuto da parte della Regione, del Governo, di chi può darci una mano per cercare di far fronte e mettere in sicurezza dei territori che sono fragili, lo sappiamo tutti, ma dobbiamo soprattutto proteggere case e persone. Un appello accorato perché è in gioco la sicurezza di un'arteria fondamentale per l'intera montagna veneta, soprattutto in vista della stagione estiva e dei grandi eventi Olimpiadi in testa. Un'attenzione diffusa non solo al Cadore ma anche all'Agordino e all'Alpago, dove vengono costantemente monitorate situazioni di fragilità idrogeologica che potrebbero peggiorare con ulteriori eventi meteo intensi. Il legale rappresentante di una società con sede a Treviso è finito al centro di un'inchiesta della Guardia di Finanza insieme ad altri 98 imprenditori di tutta Italia. Otteneva appalti pubblici grazie a un consorzio già colpito dall'interdittiva antimafia. Oltre 40 aziende coinvolte in tutta Italia che ottenevano appalti pubblici in modo fraudolento per un danno erariale stimato di 10 milioni di euro. La Guardia di Finanza ha aperto un fascicolo contro il legale rappresentante di questo consorzio, la cui sede operativa era in provincia di Treviso. Nello specifico, la documentazione falsa fa riferimento a contratti di avvalimento che sono stati sottoscritti con un consorzio stabile avente sede operativa nella provincia di Treviso, che era titolare di un'attestazione SOA. Tale attestazione è necessaria per partecipare a lavori pubblici, a gare d'appalto per lavori pubblici del valore superiore a 150.000 euro. Un consorzio già colpito nel 2024 da un'interdittiva antimafia dalla prefettura di Bologna, dove si trova la sede legale, ma che nonostante questo continuava ad operare. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno fatto emergere come negli anni 2019 e 2020 il consorzio di fatto sparisse nel momento in cui gli appalti venivano giudicati, incassando però il 3% del valore degli stessi. Il rappresentante legale del consorzio, unitamente ai rappresentanti legali delle 40 società aggiudicatrici degli appalti, sono stati segnalati alle procure della Repubblica competenti territorialmente per il reato di turbata libertà degli incanti. Nessuna stazione appaltante a Treviso, ma una invece a Vicenza. Sono stati comunque gli accertamenti bancari e le perquisizioni locali domiciliari a consentire la maxi scoperta. Il denaro, dopo aver transitato su conti di altre società riconducibili al rappresentante legale e del suo nucleo familiare, veniva ritrasferito a beneficio ed interesse di società di diritto rumeno collegate allo stesso. Per tale motivo il rappresentante legale del consorzio trevigiano è stato segnalato anche per il reato di autoriciclaggio. Il provento illecito acquisito dal consorzio stabile, che era pari circa 3% del valore dell'intero appalto, è stato impiegato dal rappresentante legale in società estere allo stesso riconducibili. Pertanto il soggetto è stato segnalato all'autorità giudiziaria locale per il reato di autoriciclaggio. Nel complesso sono stati 98 i soggetti segnalati anche alla Corte dei Conti. Mancano ormai poche ore all'ufficialità della candidatura dell'ex sindaco di Treviso, l'avvocato Giovanni Manildo, a presidente della Regione Veneto per la coalizione di centrodestra. Dopo aver raggiunto oltre il 90% delle preferenze nelle votazioni interne del PD circa 2 settimane fa, Manildo ha incassato nei giorni scorsi anche il benestare di numerose liste civiche, movimenti pluralisti e amministrazioni locali. Il messaggio che arriva è quindi molto chiaro: una società non solo politica che si aggrega intorno a una figura moderata che ha messo tutti d'accordo e dalla quale ora si attendono programmi ed obiettivi condivisi. Dopo la politica noi andiamo a Vicenza il giorno dopo lo sgombero degli attivisti Notav dall'ingresso del Bosco Alte ai ferrovieri. La ditta incaricata dei lavori oggi ha cementato la strada del cantiere protetta dalle forze dell'ordine. Un centinaio degli attivisti Notav sono rimasti accampati nel Bosco Caldi dei ferrovieri e nei pressi per presidiare l'area verde dopo lo sgombero forzato ieri dell'ingresso da parte delle forze dell'ordine. Non si aspettavano questa mattina però di vedere già arrivare un camion betoniera che ha posato in tempo record una colata di calcestruzzo come manto stradale lungo la via di accesso a quello che diventerà il cantiere.
È un atto estremamente aggressivo, estremamente prepotente, secondo noi assolutamente non necessario rispetto ai lavori che sono riguardanti appunto il TAV, in quanto doveva essere solamente una strada di passaggio del cantiere, per cui basta semplicemente anche una terra battuta o un ghiaino. Questa cosa ci fa molto dolore, noi siamo qui ad osservare questa scena orribile e continueremo a presidiare i boschi e non ci scoraggeremo. Il gruppo si era radunato già ieri in assemblea per coordinare le prossime mosse. Una trentina gli attivisti che sono stati portati via di peso dagli agenti dopo essersi incatenati ai cancello. Il bilancio della giornata è stato in realtà molto positivo da parte nostra, perché appunto abbiamo fatto una resistenza passiva e abbiamo fatto in modo che IRICAV 2, scortato dall'accelere, si bloccasse all'entrata del bosco. Eravamo più di un centinaio di attivisti che si sono appunto barricati dentro al bosco e l'hanno continuato a difendere. Alle ore 19 l'assemblea che era stata indetta, nonostante il maltempo, è stata molto partecipata. Sono arrivati anche altri cittadini solidali che hanno deciso di far parte di questo presidio permanente che continuerà a esserci fino a che servirà, insomma. I dati sulle immatricolazioni parlano di un segno meno nel mese di giugno. I padovani sono concordi nel sostenere che i prezzi delle auto sono troppo alti e gli stipendi troppo bassi. Dati preoccupanti per le immatricolazioni auto nel mese di giugno 2025. Il dato nazionale parla di un meno 17,44% rispetto allo stesso periodo del 2024. I dati raccontano di un meno 20,38%. In un quadro così desolante, la provincia di Padova perde ancora di più perché segna un ribasso del 23,68%, che in termini numerici e non solo percentuali significa per la città del Santo un arretramento a 1.711 vetture immatricolate a fronte delle 2.242 di un anno fa, mentre è tutto sommato in linea con il 24 il dato accumulativo del primo semestre. 10.857 immatricolazioni nel 2025 contro le 11.056 del 2024. Una crisi che i padovani che abbiamo intervistato spiegano in un solo modo. Non ci sono soldi, siamo tutti presi a far tornare i conti per il necessario. Beh, non si compra più auto perché sono care, perché la gente se può ne prende una usata e guarda poco alla novità. I prezzi salgono, gli stipendi rimangono più o meno simili e quindi di conseguenza se la macchina inizia a costarti un modello base 30.000 euro non è da tutti. Non c'è una fetta di stipendio da elargire a queste cose, cioè non si riesce più a fare le vacanze, comprare auto, eccetera. Gli stipendi sono gli stessi e la vita costa di più. Una delle soluzioni può essere quella di reinserire gli incentivi per la rottamazione delle auto più vecchie. Gli incentivi sarebbero utili. Sì, io detasserei le aziende, d'accordo, ma aumenterei gli stipendi come ha fatto l'Europa di circa il 40%. Solo in Italia non è stato fatto. Non credo che sia la strada giusta. I soldi andrebbero spesi in altro modo, secondo me, non per le auto, ma per la sanità. Una curiosità, a giugno sono state immatricolate nella sola provincia di Padova 5 Ferrari, 3 Lamborghini e una Bentley. Andiamo nel litorale invece perché riparte il servizio navetta gratuito rivolto ai ragazzi, in generale a chi frequenta le discoteche di Jesolo. Parte ufficialmente sabato 12 luglio il Disco Bus, il servizio navetta gratuito rivolto ai ragazzi e a chi frequenta le discoteche di Jesolo e vuole rientrare a casa in sicurezza. Ci teniamo tantissimo alla sicurezza dei ragazzi, perché per noi la sicurezza viene prima di tutto. I ragazzi che si vogliono divertire sulle nostre località devono sapere che trovano sempre dei servizi che li possono aiutare. Non è soltanto, come qualcuno pensa, la possibilità di farli arrivare a casa sani e salvi, perché magari hanno esagerato in qualcosa.
ma semplicemente perché vogliamo abituarli a utilizzare i mezzi pubblici anche per venire nelle spiagge, quindi anche un trasporto consapevole può essere importante per la loro sicurezza e anche per la tranquillità dei loro genitori. L'iniziativa è già stata sperimentata grazie a Confcommercio San Donà Jesolo e Silb Fipecon, con il contributo dei comuni di Jesolo, San Donà di Piave, Musile di Piave e Eraclea e la collaborazione di ATVO. Ma ci sono altri progetti in campo. Da sempre continua il progetto con l'USL 4, il bus fuori dalle più importanti discoteche jesolane, c'è l'incontro fra i giovani, c'è una sorta di prevenzione e di monitoraggio rispetto al ballare sicuro, e quindi i giovani si avvicinano a questa iniziativa che ormai è più di 10 anni che la portiamo avanti, per cui per noi è un fiore all'occhiello. Poi la lotta all'abusivismo. La nostra crociata più grande è perché, ripeto, dietro queste soluzioni abusive ci sono delle cose veramente illegali e molto pericolose per i giovani. È che molto probabilmente i giovani non se ne rendono conto e partecipano a queste cose, però ripeto, il nostro focus principale più che mai, come in questi anni, è l'abusivismo. Il disco bus gratuito parte da Jesolo alle 2 e alle 4, caricando a Piazza Internazionale, zona Capannina e Maxim, Vanilla, Muretto, Marina, Kings e la stazione dei Pullman, e scaricando a Jesolo Paese, Eraclea, San Donà di Piave e Musile. E si chiude così il telegiornale regionale, tra poco quello di Venezia, subito dopo la sigla come sempre le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, una buona serata, arrivederci.